È in pensione il dottor Giuseppe Provenzano, già primario di psicogeriatria dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il suo team in merito interviene così. Il dottore Provenzano è stato autore di moltissimi eventi, corsi di formazione, relatore di svariati convegni in tema di demenze. Già presidente della sezione regionale dell'AIP, Associazione Italiana di Psicogeriatria, andrà a operare alla RSA di Casteltermini, modulo Alzheimer, un medico che si è speso per assistere i malati di Alzheimer e le loro famiglie, un professionista che in tutti questi anni si è preso cura della salute e del benessere di tanti pazienti affetti da demenza. Lascia un centro di riferimento per tutta la popolazione di Agrigento e provincia, ha svolto il suo lavoro con dedizione, attenzione, disponibilità e sensibilità, dedicando gran parte del suo tempo alla struttura e alla sua organizzazione e dando voce ai pazienti che troppo spesso ne sono privi. I colleghi del centro Alzheimer dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento gli hanno dedicato una targa ricordo dove hanno espresso un profondo senso di gratitudine e stima. Sentiamo loro in una recente intervista effettuata nelle 2 giornate psicogeriatriche per affrontare il tema dell'Alzheimer, organizzate proprio dal dottor Giuseppe Provenzano, ai microfoni di Sara Gallo. L'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita. Quali sono i traguardi raggiunti grazie ai progressi della medicina su questa malattia? Dal punto di vista farmacologico sicuramente le ricerche sono andate avanti, però devo dire che molti trial sono falliti, ne rimangono alcuni, qualche farmaco è più efficace, qualcuno meno efficace. Il problema è che ogni farmaco che non ha effetti produttivi, il costo è notevolissimo in campo di ricerca, per cui diventa molto selettiva. Per quanto concerne invece l'assistenza, devo dire che sono migliorati molti parametri, molte attività sono più efficaci, ad esempio la stimolazione cognitiva, stimolare il paziente a rievocare i ricordi, a rievocare il passato, e questo aiuta moltissimo i nostri utenti. Infatti noi abbiamo 2 centri diurni che lavorano in questo ambito, c'è uno ad Agrigento e una a Sciacca. Peraltro devo dire che anche bisogna avere, ecco la tematica trattata, l'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita, bisogna avere più rispetto di questi utenti, capire che il problema è molto serio e quando è correlata questa problematica alla nemica solitudine, cioè l'anziano solo con problemi, la situazione si fa più seria, più complicata, quindi bisogna veramente cercare di migliorare una rete assistenziale più proficua e più adeguata nel campo sanitario. Qual è stato quindi lo scopo di questo convegno? Lo scopo di questo convegno, devo dire in verità che ogni anno noi ci rivediamo, è un appuntamento ormai costante, annuale, per fare il punto della situazione, quali problematiche ci sono, quali sono le novità, quali sono le prospettive, insomma è come rivederci tutti e capire come andare avanti, come affrontare i problemi dell'anziano in una modalità sempre più aggiornata, sempre più adeguata, sempre penso migliore nel tempo, perché trovare un risultato è importante perché la popolazione invecchia sempre di più e purtroppo spesso invecchia con problemi.